vaccino dell'obbligo, la salute della finanza. Allora, eccoci qua tornati, adesso parliamo allora dell'obbligo vaccinale, un tema che abbiamo affrontato più volte in questa nostra trasmissione, ma cerchiamo ovviamente di aggiornarvi anche su quella che è la situazione. Sapete che c'è un ricorso sul quale si dovrà esprimere la Corte Costituzionale, c'è stato un quesito invece che è stato posto al Consiglio di Stato e il responso è arrivato, la risposta è arrivata pochi giorni fa. Allora, saluto intanto i nuovi ospiti che ci hanno raggiunto. Loris Palmerini, buonasera Palmerini, Aggregazione Veneta, grazie di essere qua. Al suo fianco Michele Boato di Ecoistituto Veneto, Alex Langer, è corretto, grazie anche a lei Boato. Con noi poi sono rimasti il nostro editore Ermanno Case e Andrea Castagna. Allora, come di consueto, quando parliamo di vaccinazioni noi apriamo con il bollettino settimanale che aggiorna, diciamo, su quella che è la situazione dell'epidemia o presunta tale che è in corso qui nel nostro paese. Eccolo qua, questo è aggiornato al 26 settembre, allora 4.575 casi, i decessi sono diventati 4, anche se poi dopo avremo modo di spiegare il nuovo decesso a chi ha interessato. Abbiamo l'88% dei malati che non erano vaccinati, un 6% che avevano ricevuto una sola dose di vaccino, il 35% hanno avuto almeno una complicanza, 44 persone ricoverate, 22 in pronto soccorso, 300 i casi tra gli operatori sanitari, e anche su questo secondo me sarebbe il caso di continuare a discutere. E poi un'età media dei malati di 27 anni. Allora, inizierei innanzitutto col ricordare quelle che sono le scadenze, l'evoluzione di quelli che sono i ricorsi che sono stati presentati. Palmerini, voi ne avete presentato uno anche voi alla Corte Costituzionale, se non sbaglio. Si sanno adesso allora quali sono le date nelle quali ci sarà il pronunciamento? Sì, noi in realtà abbiamo aderito e siamo intervenuti come intervento adesivo, si chiama, o intervento ad adiuvandum, al ricorso della Regione Veneto. Cioè la Regione Veneto ha fatto 2 ricorsi, adesso il 21 di novembre la Corte discuterà il primo ricorso della Regione Veneto e quindi del nostro intervento relativo al decreto legge, che poi andando a invalidare il meccanismo del decreto legge andrà a invalidare anche quello che è la conseguenza sulla legge. La Regione Veneto ha ovviamente presentato ricorso per le sue motivazioni di gestione, di riparto di competenze, per l'attribuzione di fondi. Non ha assolutamente messo in discussione la pratica vaccinale e nemmeno l'obbligo. Ha detto: noi vogliamo un modello basato non sull'obbligo ma sul convincimento, perché porta a migliori risultati, e effettivamente questo è stato dimostrato ovunque sia stato applicato il modello del convincimento. Noi invece abbiamo posto un'altra questione, in realtà altre due. La prima questione è che l'obbligo vaccinale è vietato dalla Convenzione di Oviedo, un trattato internazionale del Consiglio d'Europa che è stato ratificato dall'Italia, e quindi è assolutamente vietato imporre l'obbligo. C'è proprio la clausola che dice che la politica sanitaria non può essere fatta a danno del singolo per un vantaggio collettivo, oltre che ad esserci il diritto della persona di dare il consenso per un qualunque intervento nel campo della salute. Naturalmente dovesse esserci un'epidemia devastante che uccide tutti, è chiaro che lì lo Stato può, in quel caso, perché dobbiamo ricordarci che la vaccinazione viene fatta su individui sani, per cui si va a mettere a rischio la vita delle persone, perché sappiamo che una parte di persone che viene vaccinata ha delle conseguenze, tant'è che esiste una legge di risarcimento. Purtroppo notiamo anche che c'è un certo numero di aumento di morti. Fra l'altro ci sono statistiche ben precise, in particolare una per esempio che ha confrontato 34 paesi, diverse nazioni, compresi gli Stati Uniti, paesi meno ricchi eccetera, e si è visto che più dosi vaccinali si
si fanno, più ci sono bambini morti in culla. Quindi con 10 dosi ci sono 3 per 1000 bambini morti in culla, con 20 dosi che vengono sono chiamate le morti bianche. le morti nel sonno. Il Giappone per un certo numero di anni ha eliminato le vaccinazioni nei primi 2 anni e sono sparite le morti in culla. Questi sono dati scientifici oggettivi. Per cui il 21 novembre ci sarà l'udienza in Corte Costituzionale, il che non vuol dire che ci sarà la sentenza, potrebbe esserci per Natale, certo, come per l'inizio dell'anno, comunque prima della scadenza di marzo, che sarà quel momento in cui chi non avrà adempiuto a tutte le obbligazioni si vedrà i bambini del nido. Sarà un po' il momento della verità, diciamo. Poi c'è anche un'altra questione, che la Regione Veneto ha presentato ricorso anche contro la legge, per cui lì ci sarà un'altra partita da fare più avanti, certo, vedremo poi cosa deciderà. Ultima cosa che vi posso dire è che curiosamente in effetti la legge Lorenzin ha dichiarato un'emergenza, abbiamo visto il grafico, una percentuale di malati sono vaccinati e un'altra percentuale non è scritta lì, ben il 6%, non si sa quanto sono vaccinati, cioè il vaccino non copre integralmente, questo bisogna saperlo, no? Cioè il vaccino non è la panacea per cui chi è vaccinato è immune e non è nemmeno contagioso, non è vero, chi è vaccinato può ugualmente essere portatore della malattia e può ugualmente ammalarsi, qualche volta purtroppo morire, e quindi è una tematica complessa. Certo, beh, ma adesso ne parliamo. Allora, Michele Boato, voi proprio oggi tra l'altro avete tenuto un convegno, no? Su quella che era questa problematica. E allora, innanzitutto come costituto e anche come persona, qual è la sua posizione sull'obbligo vaccinale? Come Costituto abbiamo collaborato anche all'iniziativa di sabato scorso a Venezia per la libertà di scelta, non contro i vaccini ma per la libertà di scelta. All'interno anche di quell'iniziativa c'erano varie posizioni, nel senso c'è chi è veramente contro forse tutti o forse quasi tutti, chi invece dice bisogna valutare caso per caso, vedere se è vera la storia dell'epidemia. Diciamo che la credibilità della ministra è crollata quando a porta, se non sbaglio, ha dichiarato che c'era stato un paio di anni fa a Londra 270 morti di epidemia morbillo, poi il Ministero della Sanità inglese ha detto che c'era stato un morto e lì diciamo credere ancora a questa signora diventa difficile e lavoriamo con molta cautela, nel senso che anche io con i miei figli quando erano piccoli ho fatto fare alcune vaccinazioni tipo quella antitetano, ritenevo che fosse forse utile, ma non certo quella contro la polio che per l'Organizzazione Mondiale della Sanità in Italia era assolutamente debellata, salvo casi che sono poi rinati addirittura a causa di vaccini della poliomielite. Per cui siamo attenti al principio dell'articolo 32 della Costituzione, insomma, che è stato in qualche maniera ricordato adesso, che sta dietro anche all'accordo di Oviedo, cioè la libertà di scelta che può essere calpestata solo in casi eccezionali e i casi eccezionali in Italia non ci sono. Se ci fosse l'epidemia non si capirebbe perché pagando la multa tu puoi comunque non vaccinarti, non esiste, cioè non è la multa quella che blocca l'epidemia, oppure non c'è all'aspettare il 10 marzo se ci fosse l'urgenza. Questi sono evidentemente tutti dei palliativi che fanno capire che la situazione è gestita malamente, si fa credere che ci sia una epidemia di morbillo che non c'è, l'ultimo morto era malato di AIDS, non si dice perché gli articoli sui giornali parlano di morbillo e questo è un grave deficit non solo del governo, della politica, ma anche dell'informazione. L'informazione per gran parte in questo momento è veramente ai livelli più bassi che si siano mai visti. In altre situazioni forse eravamo arrivati a quei livelli, mi ricordo su altri temi eccetera, ma questo pensiero unico così con Piero Angela che dà la linea e che spiega la matematica della scienza
veramente non ci convince. Professor Casen, siamo in un momento particolarmente basso per quanto riguarda la qualità dell'informazione. La qualità dell'informazione ce la meritiamo, dovremmo essere più attenti nel comprare i giornali, ma soprattutto dovremmo essere più attenti nel momento in cui si eleggono i parlamentari, perché poi quando la RAI dà la notizia che è morto l'ennesimo malato di, come diceva, di morbillo, era un malato terminale di AIDS, quindi sappiamo che l'AIDS è una malattia che toglie tutte le risorse, tutti gli anticorpi, e quindi qualsiasi malanno ti venga addosso muori non per AIDS ma per le cause di altre cose. E peraltro era un malato terminale, quindi stava già morendo. Dare questa notizia senza spiegare esattamente cosa stava succedendo direi che è una disinformazione, e non capisco a quale chi ne tragga vantaggio, crea solo confusione. Quello che dobbiamo dire è che a proteggere i nostri figli e comunque la società ci sono tutta una serie di altri fattori che non sono soltanto il vaccino. Noi per esempio abbiamo un livello che rispetto a 100 anni fa della igiene che non esisteva. Abbiamo una capacità di pulire, mantenere pulita la casa, gli ambienti, anche gli ambienti socialmente utilizzati, no? Quindi i cinema, quindi i supermercati, eccetera, che è al di sopra di qualsiasi immaginazione. Tutto viene confezionato, chiuso, sterilizzato per la conservazione e con una tutela molto elevata, e soprattutto in Italia. L'altro aspetto è la grande alimentazione che hanno oggi i bambini e le madri che allattano i figli, naturalmente, che non sono le madri che avevano grosse difficoltà di alimentarsi a suo tempo, e quindi i figli avevano grosse difficoltà a generare anticorpi e quindi poter poi difendersi da soli. Ecco, abbiamo una struttura igienico-sanitaria in Italia e in Europa che è sicuramente non paragonabile a 50 anni fa. Questo tutela un'eventuale epidemia, ma l'epidemia può succedere. Adesso quello che è importante capire: se ci sono delle patologie che derivano dalla vaccinazione, e ci sono, quello che non viene detto, che non viene raccontato, quante ce ne sono in percentuale, e che tipo di attività eventualmente il genitore singolarmente per il proprio figlio può fare al fine di evitare una patologia derivata da vaccino. Allora, se questa, diciamo, convergenza che c'è da una parte dello Stato e dall'altra parte dei genitori che amano i propri figli e non li vogliono ammalare da vaccino, si può creare attraverso una giusta comunicazione una convergenza di intenti che supera questo terrore del vaccino. Allora, se io riesco ad avere delle informazioni per cui prima di andare a vaccinare mio figlio gli faccio fare una serie di controlli mirati che mi diano la tranquillità che mio figlio è in grado di sopportare e che tipo di vaccino, eccetera, questa è una cosa importante. Seconda cosa, chi controlla i vaccini? Lì ho dei grossi dubbi, perché ci sono patologie da vaccino, per esempio dell'influenza, quello che tanto viene conclamato all'inizio della stagione invernale: allora fatevi il vaccino dell'influenza, perché alla fine io ho subito una pericardite virale e mi stava portando altrove per una iniezione di il vaccino influenzale, e me la sono cavata bene. Un altro amico mio invece ci è rimasto secco. Io normalmente non facevo vaccini, era un periodo abbastanza, diciamo, complicato della mia vita perché avevo diverse cose da fare, quindi mio suocero mi suggerì di fare questo vaccino perché allora sei più forte, eccetera. Io ho detto vabbè, tanto non succede niente, e invece sono rimasto in ospedale 2 settimane e non potevo neanche alzarmi dal letto, perché qualsiasi movimento avessi fatto poteva determinare
la disfunzione cardiaca e quindi la morte abbastanza immediata. Questo è, ma quanti ne succedono? Quello che non si capisce è che quando succedono questi casi non vengono segnalati, attenzione, c'è un vaccino, perché quel periodo lì sono morti diversi per influenza. 2014? No, siamo nel 77. La seconda cosa, per esempio i vaccini influenzali hanno poco effetto, perché il virus dell'influenza di quest'anno non è quello dell'anno scorso, il vaccino è fatto su quello degli anni precedenti, quindi si va a caso. L'altro aspetto del vaccino è come viene per esempio iniettato il vaccino a un bambino. Se il vaccino viene iniettato vicino all'articolazione, sicuramente, ripeto, sicuramente avrà delle complicanze poi da adulto e quindi problemi di articolazione. Quindi anche alla stessa iniezione, se fatta correttamente, può portare a dei vantaggi, ammesso che ci siano, ma fatta scorrettamente invece crea danni ed è certo, e quindi dipende dalla persona che in quel momento inietta il siero, se lo fa in maniera corretta o non lo fa in maniera corretta, ma di cose di questo genere ce n'è una quantità enorme. Dobbiamo lasciare, siccome il controllo lo possono fare solo i genitori uno per uno, io controllo mio figlio, si viene iniettato in maniera, il vaccino giusto, sul posto giusto, nella maniera e poi se è utile, bene, questa è informazione che fa parte essenziale della vita della nostra società. Ecco, abbiamo un telespettatore che si è prenotato per intervenire, il signor Antonio. Buonasera signor Antonio, lei chiama da dove? Da Verona. Prego. Sì, desideravo interloquire con il signore che ha appena parlato. Sì. Se lui non dice quali sono le conseguenze negative delle possibili vaccinazioni, non dice niente. Quindi vuol dire che non sa niente. Allora lei deve per il pubblico dire le possibili conseguenze vaccinali sono queste, ma se non lo dice è inutile che lei parli, perché lei non sa, e se non sa deve andare a studiare ancora. Io non voglio offenderla, per carità, ma lei deve essere trasparente. Se lei sa le conseguenze vaccinali o le possibili conseguenze vaccinali, le deve dire adesso davanti a tutti i genitori che dicono ma io mio figlio non intendo vaccinarlo. Perché? Perché lei deve dire guardi, suo figlio può eventualmente incorrere in queste situazioni negative. La vuole dire sta roba oppure no? Perché se non la vuole dire, lei non è credibile, è meglio cancellarla dalla faccia della terra. Beh, insomma, mi sembra un pochino... perché lei non sta dicendo la verità. Adesso... Benissimo signor Antonio, adesso le rispondiamo allora, professore. Una buona parte di quelle conseguenze del vaccino non vengono pubblicate. Quindi nessuno sa esattamente quello che succede soprattutto nei bambini. Quello che si sa di certo è che la vaccinazione intramuscolare ha un suo tipo di effetto che potrebbe essere evitato, per esempio, se invece di fare un'iniezione intramuscolare si può ingerire direttamente il vaccino. E quindi perché noi abbiamo la maggior parte degli anticorpi vengono creati all'interno dell'intestino, perché è il punto di contatto maggiore con i batteri, i virus, eccetera, e quindi è lì che si crea la massa difensiva del nostro organismo. Perché non viene fatto? Perché le case farmaceutiche non si organizzano in questa direzione. L'altro aspetto, noi abbiamo delle sentenze in tribunale e l'abbiamo fatto vedere nelle precedenti trasmissioni, evidentemente il nostro telespettatore non ci ha seguito, e abbiamo fatto l'elenco delle eventuali patologie che ci sono derivate da vaccino.
Allora, sull'autismo ci sono dei grossi dubbi, ma sicuramente su altre patologie ci sono delle discrete certezze. Quello che io dico è che se noi riusciamo a creare una banca dati dove sappiamo esattamente l'esito di ciascun vaccino, cioè, tutti gli effetti possiamo collaterali. fare un passo avanti. No? Nessuno ha la verità in bocca. Quello che dico è che superato il periodo dell'ignoranza sui vaccini, dove la gente era analfabeta, all'inizio del secolo scorso, nel 1800, la gente non sapeva, bastava fare il vaccino perché il vaccino ti salva da qualsiasi cosa e la situazione era completamente diversa rispetto ad oggi. Oggi la gente ha una propria cultura, ha una propria capacità decisionale e approfittiamo di questo fatto per metterli in condizione di poter decidere con scienza e coscienza. Dopodiché pubblicheremo sul nostro sito tutte le patologie possibili derivate da vaccino e vedremo. L'altro aspetto è che il vaccino non dura in eterno. Il vaccino, se dura tanto, no? Dura 3, 4, 5, 6 anni. No? Dopodiché noi siamo privi di qualsiasi difesa. Perché il vaccino che noi abbiamo fatto, che io ho fatto quando ero ragazzino, oggi non funziona più. Ma non è che prendo il morbillo di nuovo o prendo qualcos'altro. C'è un'immunologia determinata dal fatto che ho un certo tipo, un regime di vita che è sano. E questo mi difende molto di più dai certo, vaccini. sei meno esposto Poi al è chiaro rischio. che in questa trasmissione non possiamo parlare dei dettagli, ma se il nostro telespettatore ci segue daremo modo di capire che siamo credibili. Castagna, allora, innanzitutto come articolo 1 MDP, la vostra posizione su questa legge Lorenzi è a favore dei vaccini? Sì, è a favore dei vaccini. Allora, io faccio parte di una generazione che, diciamo così, con l'articolo 1 io, i vaccini li ha fatti, li ha considerati un elemento anche di salute pubblica importante, non ne vedo, lo dico sinceramente, non ne vedo il pericolo. Non credo che la mia disinformazione sul pericolo sia determinata dal fatto che appunto sono disinformato. Credo che, come su molte cose, faccio un esempio con l'elettrauto, quando noi portiamo la macchina all'elettrauto ci cambia un pezzo, non è che possiamo sapere anche cosa ci è cambiato e siamo in grado di arrivare, ci fidiamo. E mi fido appunto degli elementi di caratterizzazione che sulla sanità mi dicono che i vaccini, assolutamente generali, salvano, ovviamente non soltanto le epidemie, ma salvano anche le vite. Detto questo, su quello che è successo in Italia, l'improvvisazione con cui si è affrontato questo tema, in modo particolare il Ministro, è evidente. Cioè tu non puoi gettare nel paese, in un paese che ha elementi di conoscenza, alle volte lo dico anche determinati da Wikipedia più che da conoscenze scientifiche, gettare nel paese l'idea che dalla mattina alla sera i propri figli devono avere, mi pare che erano 12 vaccini che dovevano essere. Sì, dopo sono diventati 10. Gettare nel paese l'idea che siamo di fronte a un'epidemia e quindi, considerando anche l'informazione che un italiano medio, un cittadino medio può avere, quasi del tutto insufficiente, anzi essere ridicolizzati, come prima ricordava Boato, sulla questione del decesso per morbillo o altre situazioni. Quindi l'impreparazione è stato un elemento caratterizzante. Dopodiché io penso anche che si sia sollevato un problema in questo paese che va tenuto conto. E ho detto come la penso io, perché gli elementi caratterizzanti di questa mobilitazione che si è verificata sono un elemento di carattere sociale che va tenuto conto. Questo cosa vuol dire? Che tu devi aumentare il livello di informazione, cioè non basta più, su questo ha ragione il professore, comunicare al paese nel 1950 che tutti devono farsi il vaccino per la TBC perché appunto c'erano i sanatori, cioè la condizione di informazione naturalmente si è elevata e quindi c'è bisogno di una capacità di informazione molto più alta di quella che il Ministro ha avuto in questo caso. Però ritengo anche, lo dico molto sinceramente, che pur non avendo fatto nessun studio di medicina, mi affido anch'io, se devo pensare alle questioni oncologiche, l'ho detto in battute in qualche caso, non mi affido al professor Di Bella, mi affido al professor Veronesi,
perché immagino che quella competenza abbia più caratteristiche per salvaguardarmi o per rendermi informato su quel tema lì, perché la pastiglia lamentina del professor Di Bella non mi aveva talmente convinto, eppure so che quel filone di conoscenza scientifica, medicale del professor, mi pare si chiamasse Di Bella, ha avuto un seguito molto, molto elevato. Molti morti. Quindi va tenuto conto di chi governa il paese del fatto che si può essere influenzati anche dalle, io ho visto il titolo vostro, delle multinazionali. Quanto incide? Dopo entreremo un attimo. Le multinazionali incidono su tutta la nostra vita, cioè non è che incidono sulle medicine, incidono su tutta la nostra vita. Se domani mattina doveva prendere la macchina e ci manca la benzina, c'è una multinazionale dietro, se dobbiamo mangiare qualcosa c'è una multinazionale, incide su tutto, quindi qualsiasi cosa, sia sui vaccini e molto probabilmente anche sulle cure farmaceutiche quando andiamo all'ospedale. Certo, però resta il problema della disinformazione, così come è successo ancora anni fa, dopo magari affronteremo la questione, ad esempio, dell'epidemia di influenza aviaria e quant'altro, e i miliardi che sono stati spesi per un vaccino che poi non è stato utilizzato. Dobbiamo dare un attimo in pubblicità, torniamo subito e dopo sentiremo anche cosa diceva Beppe Grillo nel 1998. A tra poco.